se va condiviso lo schermo perché da remoto Perché c'è siamo un consigliere collegato. Quindi alla condivisione dello schermo, altrimenti Camilli non vede nulla. L'hai già condiviso? no, non credo. No. Basta che ascolti. Basta che guardi tutti e due. Ecco, si può guardare da... Ok. Dovrebbe adesso funzionare. Quindi, buonasera a tutti. Iniziamo questo Consiglio Comunale con l'appello. Presente? Vidor. Presente. Presente. Giovedì. Presente. Presente. Crespa. Presente. Camilli. Presente Vidor. Camilli, senti? David? Quindi presente? Presente. Ok. Cordiale. Presente. Ordine. Presente? DELLA. Assente. Giustificato. Piazza. Presente. Presente. Nominiamo i scrutatori Matteo Piazza e Valentina Spada. E quindi, detto questo, passiamo alla delibera numero 1, lettura e approvazione verbali sedute del 29 dicembre 2025 e del 26 gennaio 2026. Se ci sono interventi, Stendo perché era assente il 26. quindi passiamo alla votazione. Chi è a favore? Contrari? Astenuti? Nessuno. Si è astenuti da Pavan sulla del 26 gennaio. Al secondo punto, adozione dell'ottava variante al piano degli interventi ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 11 del 2004. Allora, su questo argomento ovviamente do la parola al dottor Vanin, l'urbanista, che andrà a elencarci appunto i punti i punti che andremo ad adottare sulla variante numero 8. Variante 8 il piano degli interventi. Gli do il microfono. Buonasera a tutti intanto. Al piano degli interventi che arriva in questa prima tappa di Consiglio Comunale dopo la prima illustrazione degli obiettivi di questa variante a ottobre dello scorso anno. Questa variante al PI, al piano degli interventi, si muove all'interno di una cornice che è già stata definita a livello comunale e intercomunale attraverso il PATI, che conosciamo tutti, approvato oramai un po' di tempo fa, nel 2013, e successivamente il PAT, approvatone 2 anni dopo, che hanno dato una cornice generale di sviluppo e di assetto del territorio entro il quale poi si muovono le varianti ai piani di interventi che stanno ad un livello inferiore a quella del PATI. Voi siete già arrivati alla variante 7 negli ultimi 10 anni e ora il Consiglio Comunale è chiamato ad esaminare le proposte di modifica che intervengono nello strumento urbanistico.
Le proposte nascono a seguito di un avviso pubblico che il Comune ha appunto pubblicato, successivamente al quale sono pervenute delle richieste da parte dei cittadini e delle aziende operanti sul territorio, che sono state istruite, diciamo, e valutate dai tecnici incaricati sulla base di una serie di criteri urbanistici e tenendo presente la coerenza e la conformità che deve esserci di rispetto ai contenuti del PAT e del PATI intercomunale. Quali sono questi criteri attraverso i quali sono state valutate queste proposte? Sono state valutate le proposte che rispettano i principi della legge regionale di incentivare la rigenerazione dell'esistente e di limitare il consumo di suolo attraverso un principio di concentrazione, cioè di andare a riconfigurare aree che stanno all'interno dei centri urbani che abbiano o siano dotate di adeguata accessibilità e che siano in grado di rispondere a esigenze di natura familiare o a esigenze aziendali di riqualificazione e ammodernamento delle attività produttive. Scusa. Questa variante è quindi una variante che interviene su vari documenti del piano degli interventi vigente. Voi, come sapete, avete uno strumento vigente che già ha delle cartografie di progetto, delle normative, delle relazioni, eccetera, eccetera. Qui con questa variante si interviene sulla modifica di 6 grandi gruppi di elaborati. Il primo grande gruppo di elaborati riguarda le cartografie, quindi la zonizzazione del piano, che è fatta sia da il disegno delle zone urbanistiche a scale diverse, sia l'aggiornamento della vincolistica e delle fragilità idrogeologiche che ha questo territorio. Quindi un primo gruppo di modifiche riguarda questa prima famiglia di elaborati. Un secondo gruppo riguarda le schedature puntuali di alcune situazioni puntuali che sono state rivisitate con questa variante. Un terzo gruppo importante riguarda il tema della normativa che è stata aggiornata anche in collaborazione con gli uffici, con l'ufficio tecnico comunale, che ringrazio per la collaborazione, normativa che è composta dalle regole del piano che sono state implementate e aggiornate in recepimento di alcune modifiche puntuali a seguito dell'avviso pubblico, ma anche modifiche per specificare e aggiornare la normativa anche a seguito di alcune, diciamo, necessità di approfondimento rilevate nel corso dell'istruttoria delle pratiche edilizie. Un quarto gruppo di elaborati riguarda le relazioni e le valutazioni. Come sappiamo, come avrete avuto modo di vedere anche nelle precedenti varianti, il piano è accompagnato da alcune valutazioni di tipo geologico, idraulico e ambientale. Le più importanti riguardano il tema della compatibilità idraulica e sismica degli interventi, ma anche quelle di tipo ambientali. In particolare sul tema della compatibilità sismica e idraulica sono state fatte delle specifiche valutazioni dal geologo e dall'ingegnere idraulico, che hanno valutato la bontà degli interventi rispetto alle problematiche o alle caratteristiche, più che problematiche, geologiche e idrauliche di questo territorio. Quindi tutto il piano è fatto anche da alcuni
documenti valutativi che dovranno essere approvati, dovranno ricevere il benestare della Regione Veneto ed in particolare del Genio Civile di Treviso. Un sesto gruppo di elaborati riguarda il tema dell'informatica che è richiesto dalla Regione nella parte conclusiva di approvazione del piano. Questi sono i 6 grandi elaborati che compongono la variante. Vediamo i contenuti più specifici che ha questa variante. La variante si porta dietro 14 modifiche di natura cartografica che sono suddivisibili in 3 grandi blocchi. Modifiche, primo blocco, modifiche che riguardano l'eliminazione di aree edificabili, quindi aree che oggi sono edificabili e con questa variante vengono riclassificate a zone di tipo agricolo, quindi dove viene cancellata la previsione edificatoria prevista dal piano. Secondo gruppo di modifiche riguardano modifiche in adeguamento allo stato di fatto, quindi modifiche di natura puntuale, poi magari vedremo qualche esempio che recepiscono uno stato diverso, uno stato di fatto diverso da quello ravvisato dal piano degli interventi, quindi sono aggiornamenti in allineamento alla consistenza attuale degli immobili, delle aree dei fabbricati. Un terzo gruppo di modifiche riguardano modifiche puntuali alla zonizzazione che non prevedono in linea di principio un aumento del carico urbanistico, ma prevedono un aggiustamento a saldo zero, diciamo così, del perimetro di alcune zone o le previsioni urbanistiche. Complessivamente, quindi, la variante è una variante che va ad assestare, adeguare, aggiornare alcune situazioni, non andando a intaccare sul suolo agricolo, ma lavorando principalmente sui tessuti esistenti, sul costruito esistente. Una tavola importante che è quella che voi vedete rappresentata in questa slide è quella che individua le aree di variante rappresentate con un perimetro ed un numero alle quali sono collegate delle schede specifiche area per area che vanno a, diciamo, definire le nuove regole urbanistiche proposte da questa variante. Questa tavola che noi abbiamo chiamato di monitoraggio serve e ha l'obiettivo, oltre a individuare le modifiche proposte da questa variante, ha l'obiettivo anche di monitorare il consumo di suolo programmato e quindi gli interventi che vanno a determinare o meno un aumento del consumo di suolo agricolo, cioè delle aree agricole che questa variante o le precedenti ipotizzano di trasformare. Come dicevo, ogni area ha una scheda urbanistica di dettaglio specifica. Qui vedete un esempio sintetico dove trovate nella parte alta della slide la zonizzazione attuale, quindi quella che è vigente ad oggi, e sotto la zonizzazione con la proposta di variazione urbanistica. In questo caso si può vedere come un'area edificata che è classificata in area, diciamo, agricola viene riclassificata in zona di tipo residenziale, andando a recepire e ad adeguare degli edifici esistenti alla destinazione urbanistica di tipo residenziale. Ogni scheda quindi è fatta in questo modo e ha una descrizione di accompagnamento che illustra, commenta e descrive quella che è la variazione urbanistica proposta con la singola variante. Vediamole un attimino nel dettaglio. Il primo tema: eliminazione di aree edificabili. Ci sono 3
queste variazioni hanno, in linea di principio, sono variazioni che prevedono, vedete in alcuni casi, il declassamento nel primo caso di un'area da produttiva ad agricola, nel secondo caso la riclassificazione di un'area destinata a servizi ad agricola, che di fatto è una pertinenza di un'azienda agricola esistente. La variante 3 riguarda la riclassificazione di un'area di proprietà pubblica da residenziale ad agricola ai fini di una valorizzazione, diciamo, agroturistica. Tema 2, modifiche in adeguamento allo stato di fatto. Ce ne sono un paio di modifiche, le modifiche relative all'area 4 e 5, che segnalano e ratificano l'esistenza di alcune attività produttive che quindi vengono riconosciute nel piano, vengono confermate nelle dimensioni attuali senza ulteriori ampliamenti. Perché senza ulteriori ampliamenti? Perché sono attività produttive che sono situate in ambiti di tipo residenziale, di tipo urbano, per cui non si rende necessario e tantomeno opportuno la necessità di allargamenti di quelle attività, ma solo del loro mantenimento in vita. Ci sono altre modifiche riguardanti adeguamenti allo stato di fatto, riguardanti attività di tipo agricolo o legate a crediti edilizi, e quindi all'aggiornamento di alcune aree sulla base di accordi pregressi tra l'amministrazione comunale e il soggetto attuatore, che riguardano delle aree specifiche di tipo residenziale. Ancora ci sono alcune revisioni legate a lotti di piccola dimensione o a aggiustamenti del perimetro di alcune aree che non coincidono con le proprietà catastali. Quindi in alcune situazioni, come ad esempio la variante 9, c'è la necessità di aggiornare il perimetro di una scheda progettuale per allinearla al catasto, quindi alle proprietà catastali. Quindi ci sono allineamenti diciamo, di piccola entità proprio per aggiornare alcune singole situazioni esistenti. Ulteriore terza tipologia di modifiche riguardano le modifiche, diciamo, puntuali alla zonizzazione. Nel caso che cosa riguardano queste modifiche puntuali? Riguardano situazioni differenti, ma che in buona sostanza confermano la capacità edificatoria delle aree andandole ad aggiornare. Ad esempio, nel primo caso, variante 12, c'è una modifica del perimetro di una zona residenziale a saldo zero, quindi una modifica che da una parte riduce un'area edificabile, dall'altro la allarga, ma in buona sostanza mantenendo la volumetria edificabile invariata rispetto alla versione attuale. Una seconda tipologia che riguarda un'attività produttiva che ha manifestato la necessità di acquisire un'area attualmente di proprietà comunale, per cui la variazione che si propone nel caso dell'area 13 è quella di riclassificare quest'area, che attualmente è verde, in area produttiva senza capacità edificatoria, al fine di consentire una riorganizzazione di questa attività con la rilocalizzazione dei parcheggi per liberare un po' gli spazi interni all'attività stessa, e quindi questa variazione che anticipa e prevede questa variazione urbanistica è finalizzata ad una futura, diciamo, alienazione di quest'area. Ultima, in 14ª variante, riguarda un'area di espansione di tipo residenziale già prevista dal piano,
che viene leggermente ridimensionata, viene leggermente ridotta, cioè viene ridotto il limite edificabile di 10 metri, però garantendo una maggior flessibilità di intervento. Cosa significa questo? Mentre oggi per quest'area chi interviene ha l'obbligo di predisporre un piano attuativo, quindi con una procedura più complessa, con questa variante si dà la possibilità di intervenire in maniera più flessibile attraverso un intervento ordinario accompagnato da una convenzione, però semplificando e accelerando la progettazione e l'approvazione di queste delle previsioni per quest'area. Quindi questa riguarda una riduzione e un ridimensionamento con la modifica delle modalità di attuazione attualmente prevista con piano attuativo e con questa variante modificata in cosiddetto intervento diretto convenzionato. Chiudo nel illustrare anche un'attività importante svolta in collaborazione con l'ufficio urbanistica di aggiornamento generale di tipo cartografico e normativo, andando a semplificare le cartografie e a riordinarne i contenuti e andando anche a in qualche modo aggiornare e semplificare la normativa in modo tale da renderla più chiara sia il disegno che le regole del piano e meno complessa da valutare sia da parte dei professionisti che operano sul territorio sia da parte degli uffici stessi che devono valutare i progetti che vengono o verranno presentati. Scusate. Ecco. Il dato importante che si porta dietro questa variante, come vedete, è una variante a saldo zero, anzi che recupera suolo. Cosa significa questo? Significa che il monte complessivo delle modifiche a fronte delle aggiunte e delle riduzioni ha un saldo zero, quindi una variante che non va a erodere il dato che il comune che questo comune ha a disposizione di consumo di suolo massimo previsto da qui al 2050 assegnato dalla regione e recepito dal comune. Quindi questa è una variante, chiamiamola verde, una variante nel complesso una variante verde che va a intervenire sul costruito andando a sistemare e risolvere le questioni proprio legate al recupero del costruito esistente. Chiudo la presentazione nel specificare a che punto siamo e quali sono i prossimi passaggi. Noi siamo arrivati qui tra la fase 2 e la fase 4. Abbiamo il documento del sindaco, che è il documento degli obiettivi, e l'avviso pubblico sono stati diciamo pubblicati, come accennavo prima, a ottobre dello scorso anno. Noi siamo adesso il Consiglio Comunale è chiamato a adottare la variante urbanistica, è chiamato a far propria la variante urbanistica. Seguirà poi un periodo di pubblicazione del piano in modo tale che i cittadini e chiunque ne abbia interesse possono presentare osservazioni. Quindi abbiamo 30 giorni di pubblicazione più altri 30 giorni per presentare osservazioni. Dopo questo periodo di 60 giorni complessivi e una volta acquisiti i pareri da parte degli enti competenti, vedi in particolare sismica e idraulica, il piano ritornerà in questo Consiglio Comunale che andrà a rispondere alle singole osservazioni che saranno pervenute e approverà definitivamente questa variante. Quindi siamo nella fase
di definizione di scelta delle varianti di questo piano, che però avrà un periodo successivo di osservazioni e di risposta delle osservazioni, che avrà un secondo momento o un secondo passaggio in Consiglio Comunale. Grazie. Se ci sono degli interventi, prego. Buonasera a tutti. Io ho visto qua la variante, mi sembra il numero 4, che c'era una fase della casa giubilo, trasformazione da pubblico da fabbricabile ad agricolo, se non sbaglio. Che interesse c'era a fare questo passaggio? Allora io Poi c'è la variante 10, che adesso l'ho scritto qua però non ricordo bene, e la variante 13, che è quella che è dei parcheggi, dell'acquisto del terreno pubblico per fare i parcheggi privati, se non sbaglio. 10 e 13. sì, invece ho delle domande un po' più generali. Nel senso, solitamente eravamo abituati a vedere un po' le schede, vedendole così senza le indicazioni solo generiche, in realtà poi non si riesce molto a valutare la bontà dell'intervento e le caratteristiche dell'intervento preciso. Indipendentemente poi dalla persona che ha fatto la domanda, però se non viene collocata nel territorio si fa fatica a capire. L'altra cosa era il discorso dei crediti edilizi. Ho visto ci sono un paio di modifiche, uno in cui viene riconosciuto maggior credito edilizi a un immobiliare per un errore di calcolo precedente, e dall'altra si parla tanto di crediti edilizi, dall'altra ho visto una modifica per cui è stato concesso una piccola area di C1 mi sembra, però già senza obbligo già con la capacità edificatoria, quindi senza obbligo di acquisto di crediti edilizi. Allora volevo capire come si concilia questo fatto di, da una parte facciamo promuoviamo, e sono 15 anni che parliamo di crediti edilizi, che abbiamo incentivato questo registro di crediti edilizi, l'abbiamo normato tutto quanto, però dall'altra non diamo mai la possibilità, non c'è mai l'occasione per dire ok, io ti concedo di costruire, però devi recuperare i crediti edilizi da qualche parte. Se non c'è questa azione facciamo fatica, diciamo, a far nascere e a sfruttare questo strumento. E poi d'altro canto un utilizzo, in questo caso passiamo un'area edificabile, in altri casi chiediamo perequazione, in altri casi, e quindi mi sembra che non ci sia mai una coerenza sull'assegnazione di queste aree, quindi, e quindi questo si configura in una ingiustizia sui cittadini che in realtà magari non hanno a disposizione un terreno da poter a cui poter chiedere il passaggio a edificabile. Quindi volevo capire un po' la razionalità che c'è in questo procedimento, e effettivamente cosa, per quanto riguarda i crediti edilizi, se stiamo spingendo o o sono sempre lì sulla carta, è una cosa teorica, o se stiamo sfruttando queste occasioni per dare concretezza a questo strumento sostanzialmente. A posto. Domande o posso rispondere? Dunque variante 3, ecco, no, parto dalla fine sul fatto, sul tema relativo alle schede. La variante, all'interno della variante ci sono delle schede specifiche che sono depositate tra gli elaborati che vengono portati in adozione
e che sono parte integrante di questo piano. Queste schede che ora possiamo anche diciamo, vedere per commentare le singole scelte sono allegate alla relazione e sono quelle che un po' avevamo visto precedentemente. Passando un po' all'esame delle singole richieste, Casa Giubilo variante 3, il motivo per cui è stata riclassificata in zona agricola è finalizzato all'obiettivo di recuperare e riutilizzare questo immobile per un'attività di tipo agricolo, agrituristico. Variante 10. Variante 10, variante 10, in questo caso si tratta di una attività, diciamo, scusate, di un lotto edificato che è compreso tra due zone di tipo residenziale e che con questa variante viene riclassificato anch'esso in zona residenziale, dando una certa continuità ai lotti e alle aree che stanno immediatamente a nord e a sud, e quindi è questa della variante 10 una riclassificazione in adeguamento allo stato di fatto e al contesto urbanistico circostante. Quindi con questa variazione l'area viene riclassificata in zona di tipo B residenziale. La variante invece 13, questa è una variante che riguarda. E dove si trova? Questa variante si trova nell'estremo, lo vedete lì rappresentato, si trova nell'estremo ovest, scusate, sud-est, a confine con il comune di Moriago, se non ricordo male. Quest'area che vedete è un'area verde che è antistante ad un'attività produttiva. La variazione prevede che venga riclassificata in zona di tipo industriale artigianale senza capacità edificatoria, senza possibilità di costruire, ma con possibilità di, diciamo, essere configurata come attività pertinenziale all'azienda che sta posta immediatamente a nord. Finisco un secondo con il tema dei crediti edilizi. I crediti edilizi sono, diciamo, un tema importante che trova a livello è anche declinato a livello normativo in un articolo specifico. In questo articolo specifico e nella normativa dei crediti edilizi si definiscono in qualche modo le regole di decollo e atterraggio delle cubature. È chiaro che diciamo queste regole di decollo e atterraggio sono regole che devono stare all'interno delle aree di trasformazione previste dal PAT, e quindi diciamo, qualora i privati ritengano opportuno ricollocare questa volumetria, sarà, diciamo, loro cura proporne al comune la destinazione di un'area specifica e il comune a valutarne la bontà di questa proposta. È chiaro che in questo senso il comune ha definito quelle che sono le regole generali, e poi altrettanto chiaro che queste regole generali devono essere un attimino rodate e anche su proposta dei privati che hanno i terreni o che possono proporre al comune dove collocare queste volumetrie. Non so se ho risposto a tutte le domande, mi fermerei qui. Sì, vorrei una spiegazione al discorso là di Casa Giubilo, che è stata trasformata da residenziale ad agricola, che l'edificio è sempre stato adibito ad attività
culturali, anche diciamo sportive, e quindi il cambiamento penso incida pochissimo, non penso, perché per una volta noi avevamo tentato di fare nella vendita di quell'edificio, che non si riesce a venderlo facilmente, di adibire quell'area per fare una bifamiliare, quindi adesso è agricola e quindi si chiude il discorso. Vabbè, non sono tanto convinto. Dopo invece il discorso dell'area verde, della zona industriale laggiù in fondo, la 14, la 13, là ci sono dei parametri ben precisi su quella zona industriale là, perché la zona industriale ha dei parametri ben precisi per le quantità di metri quadri di verde. Quando noi abbiamo fatto l'ampliamento dell'azienda Vidori, c'è stato inserito l'impianto di Enel, la cabina Enel, quindi c'erano delle difficoltà enormi perché andavamo contro i parametri del verde adibito a quell'area industriale. Quindi adesso io non so se i parametri vengono rispettati oppure abbiamo recuperato quell'area verde dall'altra parte. Mi sembra di no, però vorrei un chiarimento su questo. Si sente? I parametri e la dotazione di area standard è rispettata ed è stato fatto un conteggio a riguardo ed è documentato nella relazione di piano. È chiaro che chi interverrà, nel momento in cui interverrà, avrà gli oneri di legge da corrispondere al comune che diciamo potrà intervenire, implementare, potenziare il sistema del verde. Ad ogni buon conto questa conteggio, diciamo contabilità, è stata documentata nel capitolo 3 della relazione di piano. Quindi non siamo sicuri se è regolare questo passaggio attualmente, quindi ci sarà fare dei conteggi successivamente. I conteggi, come dicevo, sono stati fatti e li trovate nel capitolo 3 della relazione. Sì. E rientrano quindi? E rientrano, esattamente. Precisazione sui crediti edilizi. Quindi, così come è impostato, in realtà i crediti edilizi sono sfruttabili solo da una persona che li ha in possesso, un'azienda che ha in possesso, immobiliare che ha in possesso e vuole chiedere di farli, diciamo di spostarli e quindi di farli planare su un'area dedicata. Non esiste il concetto che ho un terreno, vorrei costruire, il comune ti do la possibilità, però devi prendere i crediti, devi quindi recuperare i crediti da qualcun altro, perché forse si è sempre parlato di anche questa strategia, questo sistema, e questo consentirebbe poi di andare a consumare questi crediti, altrimenti abbiamo due problemi. Uno, che si incentiva solo le persone che hanno crediti, quindi lo spostamento della cubatura. Due, andremo comunque a applicare, cioè è il privato, che lasciamo sempre l'iniziativa al privato e non al pubblico, che non è molto corretto. E il terzo è il fatto che se io ho questi crediti e devo farli planare da qualche parte, in realtà vado a farli planare su un'area dove in realtà avrà delle caratteristiche, ma non è comunque è un'area agricola sostanzialmente, perché altrimenti non avrebbe senso questa operazione. Scusi, una cosa mi sono dimenticato, quindi che l'area verde là che è trasformata a parcheggio rimane sempre pubblica oppure ripassa privata? Rimane pubblica? Trasformata a parcheggio? No, la variazione interviene, questa modifica è stata fatta perché quell'area possa diventare privata e quindi alienata per essere utilizzata come spazio a parcheggio pertinenziale dell'attività, parcheggio privato. Questa è la modifica che è stata ipotizzata. Anni fa era un momento difficile, non ci riuscivamo a combinare quella soluzione con quell'area, adesso ci riesce, non lo so adesso come mai succedono queste cose. Comunque non dico niente, se si può fare, però allora
Si parla di 6-7 anni fa, non tanti anni fa, ero sindaco io allora, quindi lo so benissimo. Ero presente, abbiamo anche verificato tantissime volte che l'area. Il tema dei crediti edilizi, diciamo che è una scelta del piano, decidere modalità e regole più o meno stringenti sulla base di quello che lei ha in qualche modo sul tema che ha introdotto precedentemente. Diciamo che questo tema del credito edilizio, che era già stato normato precedentemente, non è stato trattato da questa variante se non per quell'aggiustamento puntuale di quella scheda che abbiamo visto. Quindi l'unica cosa che posso dire è che è una scelta del piano, è una scelta che può fare il piano nelle successive varianti di confermare o cambiare le regole attuali, andandole a rendere più o meno vincolanti. Ecco, l'unica cosa che posso dire è questa. L'ultima cosa, siccome non abbiamo visto bene, è possibile avere una carrellata dei vari punti delle 13 schede, proprio 2 secondi? Assolutamente, ci Grazie. mancherebbe. Proviamo a vederle tutte, che così... Questa è un'area che sta a nord-ovest, un'area produttiva che diventa un'area di tipo agricolo. È attualmente interessata da un vigneto, lo vedete lì rappresentato nell'ortofoto. Questa è la variante 1. La variante 2 è la riduzione di quell'area azzurra a servizi, in quanto l'area azzurra è di pertinenza di questa attività agricola che quindi, dovendo intervenire sul territorio, lo può fare solo se è inserita in una zona di tipo agricolo con le regole previste dalla legge regionale per gli imprenditori agricoli e quant'altro. Quindi si tratta di una riduzione di un'area a servizi. Scusate, la terza è quella di Casa Giubilo che abbiamo visto prima. La quarta riguarda un'attività produttiva esistente in ambito urbano, per cui si prevede la trasformazione, già il piano attuale prevede la riconversione ad usi residenziali, ma essendoci un'attività esistente è stata riconosciuta con questi pallini neri che ne hanno confermato l'esistenza senza possibilità di ampliamento, ma è un riconoscimento di uno stato di fatto. Stessa cosa vale per quella successiva, scusate, per quella successiva, anche qui questa è un'attività produttiva che sta, se non ricordo male, a Colbertaldo, è un'attività esistente, come lo è anche quella a fianco, e che è bollinata attualmente nel piano. Questa qui, che non è bollinata, viene riconosciuta come attività produttiva in zona impropria da bloccare. Questa è l'addizione tecnica, perché in quanto all'interno di un contesto di tipo prevalentemente residenziale. La 7 è quella del credito edilizio che viene aggiornato, cioè la cubatura che viene aumentata da 6.000 a 8.000 per accordi pregressi tra l'amministrazione e il soggetto attuatore. La 8 è un ampliamento di una pertinenza che sta tra alcuni fabbricati esistenti in contiguità con la zona residenziale di tipo C1, è un lotto piccolo di circa 500 metri quadri. La 9 è l'aggiustamento del perimetro di una scheda progettuale perché non era o non è coincidente con la proprietà e attualmente va a intervenire su una piccola fetta che è di proprietà di terzi e quindi va a in qualche modo mettere in discussione l'attuazione di questa piccola porzione di fabbricato che è di proprietà di terzi. Quindi con questa
variazione si prevede di aggiornare questo perimetro togliendo questa fettina che è di proprietà di terzi non ricompresa nella scheda progettuale che sta più a nord. La 10 è quella che abbiamo visto prima, di riclassificazione di una zona, di un'area agricola edificata in zona di tipo residenziale. La 11 è una trasformazione, un ampliamento di una zona C1 riclassificando un'area di tipo produttivo commerciale, questo anche in allineamento delle particelle catastali, è una modifica diciamo puntuale. La 12 è una modifica del perimetro di questa zona gialla di tipo residenziale a saldo zero, che va a togliere un'area residenziale e va a ricollocarla più a nord. La 13 è quella del parcheggio privato, diciamo così, in zona produttiva. La 14 è un'area di trasformazione di tipo residenziale che oggi è assoggettata a piano attuativo, quindi a una progettazione diciamo importante, e che viene ridimensionata, viene tagliata una fettina che viene portata in zona agricola e la parte rimanente viene confermata ma con una riduzione della cubatura e anche una semplificazione delle modalità attuative, non più attraverso piano attuativo ma attraverso un intervento diretto accompagnato da una convenzione urbanistica che è finalizzata a garantire un'accessibilità all'area. Scusate, ma... Ah no, è l'ultima, è l'ultima. Chiedo scusa. Questa è la carrellata delle variazioni. Devo aggiungere che riguardo l'area pubblica, sì, come è stato detto dall'urbanista, da dottor Banin, appunto, può essere allineata, ma può essere anche presa in considerazione a modo di convenzione. Quindi non è detto che possa essere solamente allineata. Quindi a questo punto devo chiedere se tra i presenti c'è qualcuno interessato a queste 14 varianti in pratica, e quindi devo chiedere, quindi il segretario, devo chiedere di astenersi alla votazione o comunque devono uscire dall'aula. Astenersi di solito sì, siamo abbandonati. Ok, quindi se qualcuno è interessato, Togliamo gli interessati, riaggruppiamo le varianti dove ci sono le varianti, le altre le votiamo separatamente in blocco e poi facciamo la votazione finale. ok, quindi prima votiamo quella che Intanto sappiamo che se c'è qualcuno interessato. Io sono interessato alla variante 2. Ok? Fino a che grado di parentela? Fino al quarto? Sì. Quarto dal punto di vista legale. Sì. Quindi andare su questa postipite, tornare giù e discutere di tutto. è previsto dal regolamento. Ok, No, quindi no, solo io- ora, quindi possiamo votare la variazione 2, quindi si allontana il consigliere, e poi le altre. Della variante. Ecco, quindi passiamo alla votazione della variante numero 2. Chi è favorevole? Astenuti? Contrari? E Camille, se no... Ah, sì. favorevole. Ok. Va bene, contrari non ho visto nessuno, quindi adesso richiamiamo Mauro, vieni pure. Passiamo quindi alla votazione dei rimanenti.
varianti, escluso da 2, escluso da 2, quindi dalla numero 1 esclusa. Quindi esclusa la numero 2 dalla 1 alla 14. Chi è a favore? Astenuti? Contrari? Nessuno. Ovviamente David Camilli. Ok. Quindi dottor Mani- votiamo la generale, ok, sì. Quindi facciamo la votazione in generale. Boh. Quindi chi è a favore? Astenuti? Contrari? Nessuno. Camilli? Ok. La ringraziamo del suo intervento e eventualmente chiaro e anche ben descritto. Insomma. Grazie a voi, buona continuazione. Grazie, buonasera. Passiamo alla successiva delibera. Ratifica deliberazione di giunta comunale numero 17 del 10/02/2026 ad oggetto variazione numero 2 di competenza e cassa al bilancio di previsione 26-28 esercizio 2026. Quindi in questo caso do la parola appunto all'assessore Camilli, assessore al bilancio, che ci faccia appunto, che ci relaziona su questa delibera. Sì, grazie. Vorrei cortesemente attivare la seconda parte della riunione perché abbiamo solo 5 minuti, non credo di avere il tempo di rimanere collegato a questo video. Allora il segretario va ad attivare la seconda parte del collegamento perché può farlo dal suo ufficio. Sì, anche qua bisogna... Sì, adesso facciamo anche qui. A tutti i modi. Già. Chiudiamo questa e si attiva Esatto. Che ne era un vigneto. già Ok. perché durante la seconda fascia oraria non serviva che cioè abbiamo un orario diverso. Perché non sa quel telefono. Non mi noto. Ti vuole ampliare, non ha neanche senso per me. Sì, quindi no, perché deve verbalizzare, quindi aspettiamo un attimo che torni il segretario. Sarà per via, sì. Tu che dà fisso, ma devi dire che sono collegati. Ecco, Ecco, ok. era bello. Non c'è un dato collegamento, quindi abbiamo un nuovo tempo. Quindi via veloce. Dove ho il microfono? Forse quello. Mare. Ok, vai pure. Ok, buonasera a tutti. Allora, con questa variante di bilancio si intende applicare, utilizzare una parte del bilancio 2025 e aggiornare alcuni capitoli
2026 in base a appunto degli incassi ricevuti e delle previsioni di spesa. Allora, premesso che l'avanzo presunto di amministrazione al 31/12/2025 è pari a 412.590 euro, di cui quasi 37.000 sono già stati accantonati per liquidare gli arretrati del contratto del personale dipendente per 30.300 euro in base agli accordi stipulati a fine 2025 e per altri 6.600 euro per il fondo degli obiettivi di finanza pubblica, fondo tecnico che viene creato all'inizio di ogni anno e messo a disposizione della pubblica amministrazione centrale nel caso fosse necessario. Mentre con questa variante si chiede di aumentare la parte vincolata per un importo di 25.500 euro da utilizzarsi nel corso del 2026 per lavori sulla nuova struttura della nuova biblioteca. La parte vincolata del bilancio 2025 è formata per 12.286 euro per l'acquisto di libri per la biblioteca, è un contributo arrivato alla fine dell'anno scorso da utilizzarsi quest'anno, e per 8.641 euro sono fondi derivanti dalla Regione Veneto per l'eliminazione di barriere architettoniche, intervento che il privato destinato non ha voluto eseguire e quindi verranno restituiti alla Regione Veneto nel corso di quest'anno. I rimanenti 25.500 euro sommati a una cifra di 134.000 euro, quindi per un totale di 160.000, verranno utilizzati per anticipare dei lavori che sarebbero stati fatti durante il secondo stralcio della nuova biblioteca e riguardano l'installazione dei pannelli fotovoltaici e degli infissi del secondo piano. L'ufficio tecnico ha ritenuto opportuno anticipare questo intervento in modo da razionalizzare la fornitura appunto degli infissi e per rendere autonoma da subito il primo stagio della biblioteca tramite il fotovoltaico. I 125.000 rimanenti di questa operazione verranno finanziati tramite i contributi perequativi già definiti per una somma pari a 115.000 euro e da provvedimenti edilizi per 44.480 euro. Naturalmente la parte eccedente di questi provvedimenti verrà utilizzata poi in capitoli diversi. Nella fattispecie verranno utilizzati per la sistemazione dell'impianto di illuminazione di via Scandolera, da eseguirsi in concomitanza con la chiusura di un tratto di strada nel comune di San Martino, strada di Soligo di San Martino, in modo da ottimizzare la chiusura della sede viaria e di fare due lavori nello stesso momento. Tra ulteriori entrate in quota capitale ci sono 45.000 euro derivanti dalla monetizzazione di aree verdi e parcheggi che verranno utilizzati per
obblighi di legge nello stesso settore, quindi per interventi di realizzazione e manutenzione di aree verdi o parcheggi. Vengono inoltre iscritti a bilancio per la parte corrente maggiori entrate per 31.000 euro derivanti da maggiori entrate di IMU pregressi, maggiori entrate calcolate sull'addizionale IRPEF e alcuni piccoli contributi regionali e anche da parte dell'ULS. Appunto queste entrate verranno stanziate, verranno utilizzate per 5.450 euro spese di mantenimento per gli uffici pubblici, gli uffici comunali. Per 22.000 euro verranno utilizzati per maggiori spese del CED, Centro di Elaborazione Dati, e come accennato prima 12.200 verranno utilizzati per l'acquisto dei libri per la biblioteca, 8.641 saranno resi alla Regione per la mancata eliminazione delle barriere architettoniche, mentre gli ultimi euro verranno utilizzati per il servizio obitoriale presso l'ULS di Montebelluna. Questo è quanto, sono a disposizione. Quindi prego, se ci sono interventi. Io devo fare un intervento qua, ho visto un intervento sostanziale di 160.000 euro rivolti al primo stralcio funzionale della biblioteca. Ho visto che ci sono 25.000 euro destinati per ottemperando alle disposizioni normative previste in materia di impianto fotovoltaico. La dicitura dice che è una parte dei lavori che si prevede di anticipare relativamente al secondo stralcio dell'opera, lavori di collegazione urbanistica dell'area in piazza Vittorio Veneto, finalizzata alla ristorazione della biblioteca comunale. Cioè, qua vuol dire che noi stiamo mettendo dei soldi che dovrebbero essere già stati messi nel primo stralcio funzionale. A differenza di 134.000 euro per arrivare a 160.000, sono soldi che vanno messi sempre per, qua non è scritto perché, ma vanno messi per recuperare i serramenti interni e esterni che nel primo stralcio, signori della Giunta ricordatevi, nel primo stralcio non c'erano. Il primo stralcio era lo stralcio funzionale e deve essere stato coperto, compreso i serramenti. E qui non ci sono i serramenti nel primo stralcio. È stato approvato un progetto fasullo. Quindi avete 160.000 euro messi dentro adesso, recuperando quello che non avete fatto nel primo stralcio funzionale. Sindaco, sbaglio? Sì, perché? Perché nel primo stralcio non ci sono i serramenti, sindaco qua. Dove sono? Ci sono solo gli infissi, e gli infissi sono il telaio del serramento. E siccome il primo stralcio è scritto funzionale, perché abbiamo ricevuto un finanziamento dallo Stato di 1 milione di euro, convenzionato anche quello perché tasso zero, vuol dire che c'era un contributo, e lo Stato gli dice deve essere funzionale, altrimenti rimane una cattedrale sul deserto come succedeva tanti anni fa, perché lo Stato ti dà i soldi, se tu li riesegui i lavori devi portarli a termine. Il primo stralcio non è stato portato a termine, avete recuperato dopo un anno i 160.000 che servivano a fare i serramenti, e questo non è scritto qua.
Me l'ha detto il capo dell'ufficio tecnico. Io ho chiesto, questi 160.000 euro qua dove vanno a finire? E mi ha detto, sono per fare i inserimenti per completare il secondo stralcio. Invece serve per il primo stralcio, caro sindaco. E questo è l'imbroglio che avete fatto voi. E la giunta forse non lo sa questo. Segretario, mi dica anche lei. Aspetta un attimo. Per di più, un'altra pecca colossale, avete scritto, considerato che per quanto riguarda l'intervento dei lavori di riqualificazione urbanistica dell'area Piazza Vittorio Veneto, finalizzata alla ristrutturazione della biblioteca comunale con attività sociali annesse, si è ritenuto di anticipare una parte dei lavori previsti nel secondo stralcio per un importo complessivo di 660.000 euro che dicevo prima, finanziato come già sopra evidenziato per 25.453 euro previsti da un avanzo di bilancio vincolato, quindi era un avanzo vincolato a posto, mediante applicazione di avanzo di menzione vincolato, è scritto qua, e per la restante quota di 134.000 euro 546, sentite bene cosa è scritto, mediante maggiori proventi da oneri di urbanizzazione e contributi perequativi che si prevede di incassare. Quindi copriamo un buco con un altro buco e se noi soldi là non incassiamo cosa facciamo? Chiudiamo un buco di prima con un altro buco dopo, poi se non incassiamo i soldi non hanno due buchi, oppure viene più profondo. Questo è scritto qua e non l'ho inventato io, purtroppo. Il vice tecnico ha detto questo, sinceramente mi ha detto. Cerco di rispondere con calma e con pacatezza. Quindi, riferimento ai serramenti o infissi come si è chiamati, si intende ovviamente infissi e serramenti completi. No, non è vero, infissi sono laterali o fissi del tutelaio. Questa è la tua opinione, permetti che parlo e dopo intervieni eventualmente. Infissi sono sottintesi come finestre complete, serramenti completi, ok? Bene. Nel primo stralcio erano previsti serramenti al piano terra. In fase di educazione, di lavorazione, si è pensato di chiudere completamente l'edificio per preservarlo nel tempo da infiltrazioni dovute a pioggia o comunque da dispersioni energetiche. Quindi si è pensato di portare a completamento i serramenti anche del primo piano, serramenti o infissi come possono essere, io li chiamo serramenti, se li chiamano infissi è la stessa cosa, ovviamente è il primo piano, anche se previsti nel secondo stralcio. Inoltre, la predisposizione degli impianti di primo piano, inoltre quello che volevo dire, che ho detto prima, inoltre alla predisposizione già prevista degli impianti del primo piano. Quindi abbiamo pensato di fare i serramenti al piano superiore, al primo piano, oltre che a quelli piano terra che erano previsti nel primo stralcio. Questo perché? Perché abbiamo capito che se lasciamo aperto la parte del primo piano dei serramenti potevano esserci delle infiltrazioni d'acqua dovute a cose meteorologiche. Abbiamo pensato che ci fosse essere tutto aperto delle dispersioni energetiche, quindi abbiamo concluso che era meglio completare la positura dei serramenti completa di tutto l'involucro, di tutto l'edificio. E poi anche perché questi serramenti possono isolare, fare un po' da isolamento, perché siccome che nel secondo stralcio sono previsti gli impianti diciamo di riscaldamento, ma anche quelli elettrici, chiudendo la parte superiore può esserci che ci sia un isolamento e ci sia meno dispersione. Però bisogna dire che è questo, che se abbiamo speso o comunque andremo a spendere questi 160.000 euro, avremo di conseguenza un minore impegno finanziario per il secondo stralcio,
Quindi il secondo stralcio erano previsti 800.000 euro, se detraiamo 160.000 euro rimangono 640.000 euro. Quindi nel secondo stralcio avremo un costo minore. Poi le finiture interne, previste anche queste sul secondo stralcio, sono previste, oltre che alla diminuzione dei costi previsti di 800.000 euro, avremo con questi 640.000 euro 640.000 euro che abbiamo detratto i 160.000 euro, avremo anche però, possiamo fare l'agibilità, rendere agibile anche al piano terra l'ambulatorio e i relativi servizi per l'ambulatorio al piano terra. Al piano primo andremo a fare pareti divisorie, pavimenti, controsoffitti, impianto elettrico, finire l'impianto elettrico, l'impianto termico e raffrescamento e completamento di altri servizi previsti, igienici previsti. Quindi sostanzialmente mi penso di essere stato chiaro, abbiamo sì speso 160.000 euro, però ritorneranno, sarà un risparmio, sarà una economia sul successivo stralcio. Ok? Bene. Io ragiono in questo modo, dopo ognuno... Ragioni, però la lingua italiana è chiara, non è... La lingua italiana si interpreta bene, è chiara, non è che sia... Quando ci parla di finiture, non parla di serramenti. E sulle finiture ci sono 83.000 euro del primo stralcio. E non parla di serramenti. La lingua italiana questa è. Parla di infissi. Questo sia chiaro per tutti? E gli infissi sono i telai delle porte e delle finestre. Sbagliato. Allora sai tu. Questo si sa. Gli infissi vuol dire le cose fisse, le porte non sono fisse. Le casse matte cosiddette. Tu non puoi, sei tecnico, no? Non so se sei di parte, quindi non puoi... O casse forme o casse matte. Quelle sono le forme dei serramenti. I serramenti si intendono infissi. Io ordino le finestre di casa mia e li chiamano infissi. Ok? Tu sì, ma in italiano invece non è così. Qua è scritto chiaro. Allora si vede che io non parlo la lingua italiana. No, non parli no. E qua devono interpretare per forza. Posso un intervento per un chiarimento in relazione alla quota di 134.546,55 euro. E dice la delibera testualmente verrà finanziata mediante maggiori proventi da oneri di urbanizzazione e contributi perequativi che si prevede di incassare. Allora, posto il principio base della contabilità pubblica, secondo cui ad un impegno di spesa deve corrispondere un'entrata certa ed esigibile, chiedo solo di avere un chiarimento sul fatto che questi oneri abbiano già un titolo giuridico che consente al comune di riscuoterli, quindi permessi di costruire o quant'altro, oppure se siano delle previsioni di incasso che però non trovano fondamento in un titolo già esistente, perché altrimenti ci troveremo di fronte ad un impegno di spesa che non ha una copertura. Quindi un chiarimento su questo. Sì, questo è un... Vuoi rispondere David Cabilli? Sì, allora, sicuramente l'ufficio della ragioneria è a disposizione per farvi vedere le proposte contabili per l'azione. Conoscendo la ragioneria non c'è previsto così senza per sentito dire, ma sono numeri che sicuramente il comune di Vidor ha la capacità e la facoltà di cambiare. Posso la replica? Allora, la risposta mi lascia un po' perplessa, nel senso che a fronte di una cifra di questo genere credo che l'assessore al bilancio e tutta la giunta dovrebbe avere ben chiaro
se questa è una cifra che ha una copertura oppure no, perché non è una cifra di poco conto. E quindi mi aspetterei una risposta un po' più precisa su una questione di questo genere. Comunque, se non potete darla, a questo punto chiederemo delucidazioni all'ufficio ragioneria. Ribadisco che queste è una proiezione in base agli anni precedenti, però sì, è previsto, è scritto ben chiaro. No, allora, mediante i maggiori proventi da oneri di urbanizzazione e contributi perequativi che si prevede di incassare. Allora, è una proiezione, quindi arriviamo al punto, diciamo, speravo che non ci arrivassimo al punto, ma ci siamo arrivati, in base a cui non c'è un titolo che consente al comune di dire io ho diritto di incassare quei soldi. Quindi se quella sì. No, le proiezioni non possono essere utilizzate come fondamento di un impegno di spesa, perché anch'io posso dire mi impegno ad acquistare una villa ipotizzando, prevedendo che vincerò la lotteria. Ecco, non è esatto questo paragone, forse è un po' azzardato, però Sì, per rendere l'idea. Totalmente azzardato. No, non è azzardato, perché non si può fare un impegno di spesa che non ha una copertura certa. Poi anche il consigliere Zandò, che è stato anche assessore al bilancio, credo che possa dare conferma di questo. Io non sono stata assessore al bilancio, ma Zandò sì, quindi se puoi anche tu magari... Sì, in questo caso secondo me hai correttamente ragione, io posso dare l'impegno di spesa in questo caso con la previsione di incasso, ma non posso fare spendere i soldi, quindi io lo metto a bilancio, ma in realtà non posso impegnare la spesa finché non ho incassato finché non ho il titolo esecutivo per incassare i soldi. Se non venissero incassati i soldi, parlandoci chiaro, cosa succederebbe? Avrei un debito fuori bilancio, mi confermi? Diciamo che non posso prima impegnare la spesa. Quindi siamo non arrivati, posso impegnare la spesa finché non ho siamo arrivati al incassato. punto, cioè abbiamo 134.000 euro così messi là sulla base di una previsione, su una proiezione. Questo non è rispettare i principi della contabilità pubblica. Allora, la contabilità pubblica ha dei principi, quindi io non posso fare un impegno di spesa se non ho un'entrata che sia certa, non proiezioni. Le proiezioni non sono un criterio che può essere utilizzato. Si sta i piani, allora il bilancio è autorizzatorio, cioè di previsione. Un conto il bilancio, un conto l'impegno di spesa. Qua stiamo parlando di bilancio. Tra l'altro credo che ci sia anche il parere del revisore che ha attestato la veridicità, perché uno anche dei principi contabili è quello della veridicità. Ovviamente non potrà, come ha detto il consigliere, essere fatto l'impegno di spesa, che in quel caso sì, occorre l'esigibilità, cioè il titolo giuridico, prima che si abbia l'incasso. Però qui stiamo parlando di bilancio di previsione. Sì, la giunta qua è bilancio di previsione. Ma non è un bilancio di previsione, è una variazione di bilancio. Ma non cambia la sostanza comunque, non cambia. Il titolo giuridico non è, stiamo parlando di bilancio di previsione, i principi contabili dicono che deve essere attendibile, veridico e quant'altro, c'è una previsione di spesa che è coperta da una previsione di entrata, altrimenti credo che il revisore non avesse titolo di dare. L'applicazione degli oneri è consentita, nel tempo è stata diminuita l'applicazione, gli oneri è sempre una previsione di incasso. Ovviamente la prudenza degli uffici finanziari qual è? Quella di non consentire la spesa fin tanto che non si incassano gli oneri, però questo consente di coprire i bilanci. Non possono impegnare una spesa finché non hanno incassato, quindi diciamo per il momento rimane a livello di bilancio, di previsione per quando incasserò. È un'attività degli uffici, non è del Consiglio Comunale. Sì, ma su questo siamo d'accordo, però torniamo al discorso che faceva prima il consigliere Cordiali, che questi infissi serramenti, come li vogliamo chiamare, avrebbero dovuto essere inseriti nel progetto esecutivo. Sì, è giusto, è un altro discorso, però siamo arrivati a questo punto perché c'è stata una scarsa lungimiranza nella progettazione
e quindi noi non siamo stati, come dire, il primo consiglio che abbiamo fatto dopo che siamo fuoriusciti dal gruppo, dal vostro gruppo, l'avevamo prospettato. Può essere che non siano sufficienti i fondi per completare l'opera, voi avete detto assolutamente no, e ci troviamo in una situazione che si sta rivelando quella, insomma, non c'è altro da dire. Io ripeto, che in fase progettuale erano previsti infissi per, dopo qualsiasi verbo si può usare, comunque sono certo del discorso infissi o serramenti. Sono serramenti, sono due cose diverse. No. Segretario, volevo precisare una cosa, noi stasera andiamo a approvare qualcosa in Consiglio Comunale, non è previsione. La previsione è in giunta, qua approviamo un argomento in Consiglio Comunale, approviamo la variazione stasera, approviamo cosa che non è in bilancio però, soldi che non sono in bilancio. Contabilità pubblica è basata sui bilanci di Ma noi in Consiglio Comunale approviamo anche le previsioni? No, penso di no. ancora prima dell'anno, quindi prevediamo nel corso dell'anno tot entrate che devono essere coperte da tot spese. Poi nel corso dell'anno questo bilancio di previsione viene variato ed è la variazione, ma si tratta sempre di un bilancio preventivo, autorizzatorio, è una previsione. Ma noi prevediamo già una cosa che stanno facendo, non è una previsione. Sì. È già in atto? Si prevede di acquistare questi infissi, quelli coperti da oneri di urbanizzazione, questo si prevede. Allora, Se si comprano gli infissi senza l'incasso degli oneri, con cosa si comprano? Con niente? ok, ma è questo ma allora arriviamo nella sostanza, anche se posso essere stata imprecisa su alcuni punti, perché non è il consigliere Zandò è stato assessore al bilancio e ne sa più di me, però arriviamo al punto che se non si incassano questi oneri, gli infissi non si fanno. Rispettiamo. Ecco, e quindi... Lo stato funzionale. Quindi... Stiamo facendo un processo. E allora? No, togliere i soldi però. Ma io Contributo. Io non credo che ci sia un parere di regolarità contabile da un revisore di conti, se questo è quello come dite voi. Quindi chiudo qui il... No, è una replica. Sarà anche regolare dal punto di vista contabile, però la vedo un po' come un'operazione un po', non so, rischiosa, nel senso che c'è il rischio che quella spesa non possa essere coperta. E quindi poi si farà, non lo so, un debito fuori bilancio, si sistemerà in qualche modo, in un modo o l'altro, però si andrà a gravare ulteriormente sulle casse pubbliche rispetto ad una spesa che doveva essere prevista giustamente nel progetto esecutivo che doveva essere funzionale. E specificare bene le parole infissi. Io volevo solo una precisazione per sicurezza. Anche per sollevare un po' gli animi, perché mi pare proprio brutto che finisca così questo consiglio. Comunque ho cercato in internet, infisso è sinonimo a volte di serramento, giusto per precisare. È scritto infissi sono la parte fissa, sono la parte fissa del serramento. Basta, non facciamone una questione di Stato. Una conferma, il primo stralcio prevede già tutti gli infissi serramenti del piano terra, porte, in modo che sia funzionare il piano terra. Certo. Quindi questo qui è solo per il secondo piano, e quindi l'idea è quella di anticipare alcune lavorazioni perché sono cantiere aperto. È una previsione perché appunto, come diceva la collega Valentina, che in realtà non abbiamo certezza di poter impegnare la spesa, quindi diciamo perché non abbiamo ancora la certezza dell'incasso degli oneri di urbanizzazione. Quindi quando sarà, se tutto va bene, siamo fortunati, si potrà anticipare questa parte qui con l'impresa ancora, forse ancora in cantiere, altrimenti lo faranno col secondo stralcio.
Invece io volevo chiedere un chiarimento sui 45.000 euro messi sulla voce parchi e riqualificazione aree verdi. Volevo capire se c'era già un'intenzione dove verranno impegnati e c'è già una destinazione su quell'importo. Ovviamente essere investiti in aree verdi. Quindi non c'è ancora la destinazione precisa, ma il capitolo deve obbligatoriamente essere quello. Sì, quindi non c'è una destinazione, cioè non c'è ancora pensato come spenderli sostanzialmente, ma c'è poi il vincolo normativo che prevede l'obbligo. In generale devono essere spesi in generale per il piso e la cornice accorata al muro. No, sono importanti queste cose qua. No, scusa, no, però no, guarda che non stiamo parlando. No, non stiamo parlando di cose così solo per creare fastidio, cioè stiamo discutendo di una cifra di 106. Sì, ok, però sentir dire no dai basta, siccome se fossimo due che vogliono creare fastidio, quando... Torniamo appunto un po' sulla richiesta del consigliere Zandò e riguardo i 45.000, ben descritto dall'assessore Camilli. I 45.000 euro sono appunto da spendere in parchi verdi e soprattutto nei giochi che ci sono nei parchi, perché risulta che alcuni non sono più a norma. Quindi si sta già facendo dei preventivi, stanno già facendo dei preventivi per sostituire quei giochi, chiamiamoli così, o comunque che ci sono nei parchi, perché ovviamente sono un po' obsoleti e non sono a norma. Quindi stiamo facendo un po' un piano, una ricognizione dove serve mettere queste attrezzature in pratica. Ecco. Beh, allora spero che, siccome a Vidor abbiamo tanti parchi, micro parchi, spero che sia fatta anche un'indagine per un po' una razionalizzazione della distribuzione dei parchi e diciamo, i giochi per bambini, perché adesso sembrano un po' distribuiti, un po' solo per accontentare i vari piccoli borghi, ma in realtà con la carenza dei bambini eccetera forse è meglio concentrarli e creare dei parchi sicuri e con delle giostre a norma, insomma. Ci sono altri interventi? No, quindi passiamo al voto. Andiamo quindi a votare la ratifica di deliberazione di giunta comunale numero 17 del 10/2/2026 ad oggetto variazione numero 2 di competenza e cassa al bilancio di previsione 26-28 esercizio 2026. Chi è favorevole? Camilli favorevole. Astenuti? Contrari? Siamo postati. Okay. Speriamo che non siano. Te pare che su questo argomento qua? Te pare che su questo argomento qua? Va bene, grazie No, Matteo. io non ti bene, mi sei incartato. Mi sei incartato? Mi sei incartato? Mi sei incartato? Passiamo quindi al quarto punto, approvazione e regolamento per l'applicazione del principio di rotazione e la verifica a campione delle dichiarazioni degli operatori economici negli affidamenti di importo inferiore a euro 40.000, ai sensi degli articoli 49 e 52 del decreto legislativo 36 del 2023.
Questo qua sostanzialmente si tratta di facilitare un po' il lavoro degli uffici. Comunque do la parola al segretario, che visto che è lui sopra questo argomento. È un regolamento che è stato chiesto dagli uffici, in pratica con il nuovo codice degli appalti. Allora, esiste il principio della rotazione degli appalti, stiamo parlando di appalti, quindi a un affidamento non può essere affidato diciamo, al gestore del lavoro, del servizio, della fornitura uscente, ma ci deve essere la rotazione degli operatori economici. Con l'ultimo codice, quello del 2023, è però stato parzialmente attenuato questo principio, per cui sono state previste delle fasce, la possibilità per i consigli comunali di approvare regolamenti che individuano delle fasce all'interno delle quali opera appunto il principio della rotazione. Quindi teoricamente, facendo appalti diversi per fasce diverse, si può derogare alla rotazione. Non so se mi sono spiegato, cioè ad esempio la fascia dai 20 ai 30.000 c'è un appalto, la ditta uscente può essere invitata in un altro appalto che appartiene a una fascia diversa. Questo è sostanzialmente il regolamento. È stato chiesto dagli uffici perché oberati di lavoro e quindi per facilitare un po' la gestione delle gare, perché non sempre sono attrezzati per fare gare che a volte sono anche importanti. Scusi segretario, ma qua ho visto che è scritto 40.000, è una tariffa fissa questa cosa, non è più variabile sulla proposta qua. Operatore economico di affidamenti di importo inferiore a 40.000, quindi vuol dire che è un numero fisso? No, allora, oltre a questo della rotazione, c'è il discorso dei controlli a campione, che è sempre un altro adempimento. E quindi per gli appalti di importo inferiore ai 40.000 euro, prevede la norma che si può facilitare i controlli. Sopra bisogna sempre controllare le ditte appaltatrici, al di sotto si può andare a estrazione casuale, quindi non per ogni appalto, ma con periodicità di tipo casuale. Era l'altro aspetto del regolamento. Io invece volevo chiedere un chiarimento, siccome si parla di affidamenti di importo inferiori ai 40.000 euro, poi all'articolo 2 vediamo che ci sono comma 2, ci sono le fasce, invece le fasce arrivano a oltre 300.000 euro, quindi se stiamo parlando... Di due cose, stiamo parlando della rotazione, che è quello che ho spiegato prima, e l'altro i controlli a campione sugli appalti. Porta a campione sugli appalti sono per gli appalti inferiori ai 40.000 euro. Sono due cose distinte che stiamo trattando con lo stesso regolamento. Ah, ok, quindi il titolo in realtà, sì, ho capito, ok, quindi il valore di importo inferiore in pratica all'articolo 2 si parla della rotazione degli affidamenti, che è quello che vi ho spiegato prima. All'articolo 5 verifica il campione di dichiarazione degli operatori economici negli affidamenti di importo inferiore ai 40.000. Questa soglia non è fissata dal regolamento, ma è fissata direttamente dal codice degli appalti. Cioè ti dice il codice degli appalti sotto i 40.000 non ti costringo a fare ogni volta la verifica, ma puoi fare una verifica campione. E qua è stabilita la regola del campione. Quindi possiamo passare alla votazione. Quindi chi è a favore? Astenuti? Contrari? Nessuno? Camilli? Favore, vero? Mi pare di aver sentito. Bene. Poi revisione della disciplina sull'origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari. Qui è arrivata una richiesta dalla Coldiretti di Treviso che vado a leggervi.
Proposta di deliberazione per la modifica della disciplina del codice doganale sull'origine dei prodotti agricoli e alimentari. Il nostro impegno a tutela delle imprese agricole e dei consumatori dell'agroalimentare italiano passa per la revisione della normativa sull'origine dei prodotti agricoli e alimentari, definita codice doganale dei prodotti. Secondo le attuali regole contenute nel regolamento UE numero 952 del 2013, l'origine di un prodotto è determinata dal paese o territorio in cui lo stesso è stato interamente ottenuto, oppure dal paese o territorio in cui è avvenuta l'ultima lavorazione o trasformazione sostanziale, che deve essere sufficiente a cambiarne la natura o il valore, cosiddetto criterio dell'origine non preferenziale. L'applicazione di quest'ultimo criterio, che consente di attribuire l'origine del prodotto all'ultimo paese di trasformazione o lavorazione sostanziale. Si presta a speculazioni soprattutto per quanto riguarda i prodotti agroalimentari, come nel caso dell'importazione di triplo o doppio concentrato di pomodoro, avente come unica finalità quella appunto di ottenere un'etichettatura Made in Italy sui prodotti di provenienza non italiana, acquisiti a basso costo. Con la presente iniziativa Coldiretti chiede di modificare il codice doganale per i prodotti agroalimentari affinché l'etichetta indichi la vera origine delle materie prime, luogo di coltivazione e non solo il luogo dell'ultima lavorazione. Questa modifica normativa consentirà di tutelare il Made in Italy, di difendere il vero e proprio patrimonio agroalimentare italiano, proteggere i produttori locali e garantire trasparenza per i consumatori, affinché sappiano esattamente da dove provengono i cibi che acquistano. Le chiediamo quindi, con l'adozione della delibera allegata, di sostenere l'iniziativa e di intraprendere le conseguenti azioni politiche nelle opportune sedi istituzionali affinché sia modificata la disciplina sull'origine riportata del codice doganale. Si ringrazia. Quindi noi proponiamo questa delibera appunto in base a questa richiesta della Coldiretti che ci è arrivata a noi, comunque Coldiretti di Treviso, è stata inviata a tutti i comuni della provincia di Treviso, in modo di rafforzare questa loro richiesta per questo cambiamento di questo codice doganale. Siamo favorevoli al Made in Italy, in questo caso non solo all'agroalimentare, sarebbe da applicare un po' a tutti i prodotti. Poi uno sceglie cosa acquistare, ma ci deve essere trasparenza sulla merce che viene messa in vendita sostanzialmente. E in questo caso è facile, diciamo, tramite escamotage, marchiare Made in Italy prodotti che in realtà di Italy hanno veramente poco. Altri interventi? Passiamo quindi alla votazione. Chi è a favore? Astenuti? Sì. Astenuti? Contrari? Nessuno. Facciamo l'immediata? Non serve. Poi questa è la risposta che do all'interrogazione da parte del gruppo consiliare. Dovremmo presentarla prima. Sì. In base al regolamento dovremmo presentarla. Sì. Pensavo che... No, Prego. la presento. Dunque, io e il consigliere Cordiale abbiamo ritenuto importante presentare questa interrogazione ai sensi dell'articolo 63 del regolamento del Consiglio Comunale, dopo aver appreso dagli organi di stampa che in data 10 marzo 2026 la consigliera regionale Sonia Brescaccina ha presentato una mozione a sua firma avente ad oggetto la richiesta rivolta alla Regione Veneto di istituire un tavolo tecnico straordinario dedicato alla rivalutazione della sicurezza idrogeologica del fiume Piave e alla salvaguardia delle grave di Ciano, prevedendo il coinvolgimento, previa stipula di apposita intesa, del Comune di Crocetta del Montello, del commissario straordinario, del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e delle università aventi sedi in Veneto, al fine di creare uno spazio di confronto e concertazione sulla progettazione delle casse di espansione nelle grave di Ciano.
Questa mozione è stata illustrata alla presenza del sindaco del comune di Crocetta del Montello e io e il consigliere Cordiale abbiamo ritenuto importante presentare questa interrogazione perché questa tematica, a nostro avviso, nel corso di questi anni, di questi ultimi anni, è rimasta molto sullo sfondo, nonostante il tema sia un tema che a mio avviso doveva avere molta più considerazione e anche più forse insomma impegno da parte dell'amministrazione. Quindi chiediamo innanzitutto, considerando poi anche l'impatto, l'enorme impatto dal punto di vista ambientale che questa opera è destinata ad avere proprio sul nostro territorio e sulla necessità che il comune sia parte attiva di qualsiasi iniziativa e di qualsiasi discussione che riguardi questa opera. Quindi noi abbiamo deciso di presentare questa interrogazione per avere chiarimenti da parte del sindaco e della giunta in merito a queste circostanze. La prima, se al comune di Vidor siano pervenute delle comunicazioni o delle richieste ufficiali di partecipazione alla presentazione di questa mozione, e quali siano le iniziative e le azioni intraprese sino ad ora dal comune di Vidor per sensibilizzare le autorità competenti sulla specificità del nostro territorio in relazione al progetto delle casse di espansione sul Piave, nonché su eventuali azioni e proposte di coordinamento con gli altri comuni interessati dalla realizzazione dell'opera. E infine, quale sia la posizione ufficiale che il comune di Vidor intende sostenere in sede di eventuale confronto tecnico-istituzionale per garantire la massima tutela della cittadinanza e del territorio. Quindi, signori consiglieri, Albino Cordiali e Valentina Spada, do riscontro alla vostra interrogazione presentata in data 12 marzo 2026. Ritengo doveroso e opportuno ribadire in questa sede l'impegno costante, fattivo e inequivocabile che il comune di Vidor ha sempre profuso per la difesa del proprio territorio e dell'ecosistema del fiume Piave. Questa amministrazione non è mai rimasta inerme, né tantomeno disattenta rispetto agli eventi che si stanno susseguendo. Quindi procedo a rispondere puntualmente ai 3 quesiti da voi sollevati. In merito alla mozione presentata dalla consigliera regionale Sonia Brescaccien in Consiglio regionale, a tale proposito ritengo doveroso precisare che non è mai pervenuto al sottoscritto alcun invito ufficiale o comunicazione diretta da parte della consigliera regionale. Ero tuttavia pienamente edotto dell'iniziativa grazie all'informazione fornitomi dal sindaco di Crocetta del Montello. Poi quello che è stato scritto sulla stampa che anch'io dovevo partecipare, no? L'ha scritto la stampa, io non avevo avuto un invito di partecipare a questa relazione della Brescaccien, consigliere regionale. In merito alle iniziative intraprese e al coordinamento degli altri comuni, il comune di Vidor non ha mai operato in isolamento, ma ha sempre mantenuto uno stretto e costante coordinamento con il comune di Crocetta del Montello, ente capofila in questa delicata avvertenza. A riprova di ciò ripercorro alcune tappe fondamentali dell'ultimo anno solare che ci hanno visti direttamente coinvolti. In data 25 ottobre 2024 la dottoressa Marina Colaizzi ha comunicato formalmente la sua nomina a commissario straordinario per l'accelerazione delle opere di difesa idraulica. In data 15 gennaio 2025 il sindaco di Crocetta del Montello ha invitato il commissario straordinario a visitare i luoghi interessati dall'opera, ritenendo la conoscenza diretta nel territorio determinante. L'11 febbraio 2025 il commissario ha accolto con favore l'invito al fine di avviare un confronto con le istituzioni. A seguito di queste interlocuzioni, in data 31 marzo 2025, il Comune di Crocetta ci ha trasmesso ufficialmente questa corrispondenza. In tale occasione ci è stato chiesto, insieme agli altri comuni contermini, di intervenire durante il sopralluogo del commissario per esprimere e spiegare le ragioni della nostra contrarietà all'opera.
Questa amministrazione ha risposto concretamente all'appello. 30 maggio 2025 si è svolto il sopralluogo del commissario straordinario e il comune di Vidor era presente, presidiando fisicamente e istituzionalmente l'evento per far valere le istanze della nostra comunità. A dimostrazione ulteriore di come il nostro comune non stia affatto rimanendo fermo, ma stia attenzionando rigorosamente ogni sviluppo, vi informo di una recentissima e fondamentale iniziativa. In data 20 marzo 2026 abbiamo presentato formalmente all'autorità di bacino distrettuali delle Alpi orientali una richiesta congiunta di accesso per gli atti amministrativi, insieme ai comuni di Crocetta del Montello e Moriago della Battaglia. Questa azione si è resa necessaria e urgente a seguito dell'emanazione di decreti del commissario straordinario numero 4 del 25 marzo 2025 e numero 8 del 23 dicembre 2025. Siamo infatti fortemente preoccupati da quanto riportato testualmente a pagina 3 del decreto numero 8, in cui si motiva la necessità di variante al progetto originario con conseguente esigenza di allargare l'ambito di indagine e progettazione da Vidor fino all'Isola dei Morti. Questa indicazione ci coinvolge direttamente e dimostra quanto sia cruciale mantenere un monitoraggio continuo e serrato per tutelare la nostra comunità. In merito alla posizione ufficiale del comune di Vidor, la posizione di questa amministrazione è chiara, netta e non soggetta a compromessi. Il comune di Vidor sarà sempre in prima fila per la salvaguardia del nostro territorio e in particolare per la tutela assoluta delle grave di Ciano. In ogni eventuale futuro tavolo tecnico, confronto istituzionale o sede decisionale, la nostra voce si alzerà esclusivamente per proteggere la nostra cittadinanza, preservare l'equilibrio ambientale del Piave e contrastare opere che riteniamo potenzialmente impattanti o lesive per il nostro ecosistema. L'azione legale e amministrativa dello scorso 20 marzo ne è la prova tangibile. Quindi penso di essere stato chiaro e vi aggiorno, così è proprio che vi viene in mente, a breve, quindi questione di una settimana, 2 settimane, attendiamo appunto che ci sia la disponibilità di tutti i comuni riveraschi dell'Alto Piave, in pratica. Ci ritroveremo con questi i 3 comuni che hanno fatto questo ricorso per l'accesso agli atti, in più invitando anche tutti i comuni rivieraschi destra e sinistra Piave, perché dobbiamo prendere degli aggiornamenti e informare anche gli altri comuni che in questo caso non hanno sottoscritto l'accesso agli atti, ma non lo hanno sottoscritto perché abbiamo dovuto fare in 2 giorni fare questo ricorso, questa richiesta di accesso agli atti. Quindi con la certezza di aver chiarito in modo esaustivo l'operato, le azioni concrete in corso e l'intenzione di questa giunta, confermo la nostra totale disponibilità a mantenere il Consiglio Comunale aggiornato sull'esito dell'accesso agli atti e su ogni futuro sviluppo della vicenda. Se volete, qui c'è la copia della richiesta dell'accesso agli atti. Posso fare sottoscritta da Moriago, Vidor. una brevissima replica? Allora, grazie per il riscontro. Io ero assolutamente certa del fatto che comunque l'amministrazione fosse ferma nella propria posizione, su questo non ci sono mai stati dubbi. E il punto è che a mio avviso forse mantenere una posizione di contrarietà però un po' vaga e non supportata da forti argomenti tecnici, forse non ci porterà molto lontano, perché effettivamente dobbiamo scendere a patti con la realtà, e la realtà è che c'è un commissario straordinario che è stato nominato per realizzare l'opera. Qui non si tratta più di capire se farla o non farla, ma come farla. Quindi la consigliera regionale Sonia Brescacin ha posto un tema fondamentale, che è quello dell'efficacia dell'opera, al di là delle questioni ambientali che pure sono molto rilevanti, però in un'ottica di bilanciamento tra interessi di pari rango, quindi quello della tutela dell'ambiente, della tutela della sicurezza
delle persone a fronte di eventi insomma catastrofali, e questo giudizio di bilanciamento porterà a mio avviso sicuramente il prevalere delle ragioni di sicurezza e dell'incolumità della cittadinanza. Quindi o abbiamo delle argomentazioni tecniche particolarmente solide e forti che vadano a colpire il tema dell'efficacia dell'opera, perché se a quel punto venisse in rilievo questo aspetto, chi deve realizzare l'opera si porrebbe nell'ottica di dire come la devo realizzare per renderla efficace. Quel progetto che è stato concepito originariamente è o meno efficace per prevenire l'evento catastrofale che l'opera dovrebbe prevenire? Allora, se abbiamo argomenti tecnici forti, può darsi che possiamo diciamo sostenere la nostra posizione, altrimenti la vedo francamente un po' dura. Quindi io ritengo che un'azione, intanto bene che sia stato fatto l'accesso agli atti, benissimo, anzi, io ritengo che un'azione importante forse sarebbe stata quella di interessare, di incaricare una professionista che avesse compiuto degli studi indipendenti su questa opera. So che comunque i costi sono molto rilevanti, però magari coordinandosi con gli altri enti qualcosa si sarebbe potuto fare, perché ripeto, l'argomento dell'efficacia più che della questione ambientale, che è sicuramente importante, ma quello che veramente secondo me può spostare il punto della valutazione è l'efficacia dell'opera. Volevo aggiungere un attimo anch'io qualcosa. Ho sentito l'altro giorno la dottoressa Brescacin. Comunque mi è rimasto impresso che è stata la prima volta che ha adoperato la parola efficacia. Questo è fondamentale, perché finché parliamo dell'ambiente, di solito quando si parla di ambiente, se c'è necessità di salvare le persone, si passa sopra e quindi si va avanti perché l'essere umano deve essere protetto prima degli animali sostanzialmente, o del verde. E quindi sono rimasto sorpreso che la Brescacin ha parlato di efficacia, perché fino adesso tutti quanti hanno mai parlato di efficacia, parla sempre di fare questo scavo enorme di 30, 35, 40 milioni di metri cubi d'acqua, quando parliamo del 66 200 milioni di metri cubi d'acqua. E io questo l'ho insistito anche quando ero sindaco con gli altri sindaci, non hanno mai tenuto presente che fare uno scavo qua non serviva a niente, fermare 30 milioni di metri cubi d'acqua quando questa qua in 5-6 ore è già piena. Dopodiché cosa facciamo? Scappiamo tutti o stiamo là a buttare fuori l'acqua con i secchi? No. A un certo punto bisogna fare o che fanno un progetto totale su tutta la linea del Piave come è previsto dal piano stralcio, altrimenti una buca fatta qua da noi non serve a niente a nessuno, serve solo a fare un danno ambientale e basta, perché l'efficacia è zero, poco più. Comunque la dottoressa Brescacin è stata l'unica che fino adesso ha adoperato quel termine là. Su quello che avete detto, quindi ovviamente il ricorso, l'accesso, la richiesta di accesso agli atti che abbiamo fatto seguono diversi articoli, non sono tutti, alcuni articoli che non solo la salvaguardia dell'ambiente, ma anche appunto la capacità, come che è stato detto dalla Brescacin, in pratica capire fondamentalmente dove andremo a parare, perché concordo su questo, è sempre stato detto. Riguardo incarico ai tecnici, di solito abbiamo visto che abbiamo fatto anche ricorso, abbiamo anche speso di soldi con un avvocato e il ricorso che avevamo fatto, come lo sapete, è stato scartato dal Tribunale delle Acque perché dettato come non ammissibile, quindi ce l'hanno neanche valutato e l'hanno messo non ammissibile. Questo è stato l'ultimo intervento che abbiamo fatto anche con un tecnico. Comunque sappiamo bene, perché è da anni che seguiamo questi eventi, questo progetto così disastroso, che può essere così disastroso. E quindi sappiamo che ci sono dei tecnici, degli studiosi che hanno fatto le loro, nelle assemblee fatte anche anni fa, hanno fatto le loro dichiarazioni così, però siamo ancora, sicuramente anche quelli sono stati interventi determinanti che non solo hanno valutato
mi viene in mente, adesso non mi sfugge anche il nome, Marion, l'architetto ingegnere Marion, ha fatto un calcolo non solo sull'impatto ambientale, ma anche proprio sull'evoluzione in caso mai di piena, insomma, come che è stato detto da voi prima. Quindi adesso, ripeto, ci ritroveremo il più presto con tutti i comuni rivieraschi e ribadiremo le nostre ragioni, e quindi considerando che saremo ancora tutti uniti, e quindi continueremo a contrastare questa opera che, a mio avviso e anche credo di tutti qui presenti, sia un po' da contrastare, insomma, ecco, da contrastare in tutte le forme. Volevo ringraziare l'avvocato Valentina Spada per la descrizione e per l'intervento, perché almeno ha portato un po' alla luce un tema che da un po' che era nascosto, non se ne parlava. E effettivamente concordo sul fatto che si è parlato tanto di ambiente, tanto di ambiente e di territorio, ma in realtà poi le decisioni vengono prese per il discorso di sicurezza. Quindi va bene la parte ambiente, però la parte sicurezza e validità dell'opera secondo me è l'unico punto su cui si può, diciamo, incidere su una decisione. Detto questo, effettivamente sono stati spesi i soldi, comunque sono stati fatti interventi, ma più da un punto di vista legale per bloccare l'opera, non per studiare l'efficacia, la vera efficacia dell'opera, quindi per poter contestare proprio con dei dati tecnici e oggettivi la validità dell'opera. Perché se abbiamo dati tecnici e oggettivi, cioè, abbiamo una carta in più da giocare. Se invece andiamo solo sulla teoria e sull'aspetto ambientale, quando c'è di mezzo la sicurezza, secondo me poi ci passano sopra e decidono loro, insomma. Va bene, quindi se non ci sono altri interventi, chiuderei qui il Consiglio Comunale. E ovviamente vedo che Camilli è caduta la chiamata, quindi non è più presente. Auguro a tutti una buona Pasqua e buona serata a tutti. Grazie, buona Pasqua. Grazie,